In Veneto il 73% delle donne, praticamente 3 su 4, ha subito almeno una molestia negli spazi pubblici urbani, dai commenti ai fischi o sguardi intrusivi ad attenzioni sessuali non desiderate fino al pedinamento o palpeggiamenti indesiderati. Poi ci sono le minacce, le aggressioni fisiche, anche con le armi. La maggior parte delle molestie non viene denunciata perché è considerata normale. È la triste fotografia che emerge da una ricerca condotta dall'Università di Padova nei 7 capoluoghi del Veneto. I risultati sono stati presentati dalla Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna. Scopo dell'indagine, che ha coinvolto 575 donne tra i 19 e gli 84 anni, era quello di approfondire la percezione di sicurezza, le pratiche di utilizzo dello spazio urbano e i fattori psicosociali associati all'esperienza femminile negli ambienti pubblici. Tra i punti in comune evidenziati dalle donne intervistate, i livelli elevati di paura e la diffusa esposizione alle molestie verbali.